Tonino! Tonino, what you want? Dunque, questa settimana, visto che i telefilm del commissario Zuzzurro stanno riscuotendo un successo, direi, incredibile, una roba mega galattica, il commissario non si è visto come al solito. Però credo che arriverà fra poco, anche perché non credo che la serie dei telefilm si interromperà, anzi, ci aspettiamo tutti di sapere quale telefilm sarà costretto a interpretare questa settimana il commissario. Buongiorno commissario. Quella. Salve, salve, ben arrivato. What you want, guarda. Cosa sta facendo? Oddio. Non la vedo bene, cosa è successo? Sono stato tutta la settimana chiuso in un armadio. Come, una settimana in un armadio a far che? A fare le indagini. In un armadio? Sì. Ma pensa a te. Lo sai che ero lì che spiavo nell'armadio perché tu lo sai benissimo che l'assassino torna sempre sul luogo del delitto, no? Ah, certo. E allora io mi sono chiuso nell'armadio, dico torna l'assassino, io trac, esco dall'armadio e tac, lo cucco. E l'assassino non è tornato? No. Perché? Era un suicidio, ho sbagliato tutto, ho sbagliato. Commissario, stia a sentire. Io stavo parlando prima al nostro pubblico del successo clamoroso che stanno avendo i suoi telefilm. Ah sì, è vero. Sì, soltanto che questa settimana me l'hanno proposto un altro, ma non lo posso fare. Perché? E non posso farlo. Non può farlo? No, perché sarebbe questa qui sarebbe la, come si dice, la trasposizione italiana della famiglia Bresford. Della famiglia Bresford. Non farmelo dire, mi si attorciglia la lingua. Insomma, e poi la protagonista è una donna, quindi non posso farlo io, quindi mi spiace, questa settimana non si può fare. Mi spiace, potremmo fare... Commissario. Sì. Commissario, si mette una mano sul cuore. Sì, dimmi. Non dica fesserie. Dimmi. Volevo dire, tutti i grandi attori una volta nella vita hanno fatto una parte femminile. Tutti! I grandi attori, cosa c'entro io? Ma lei è un grande attore, commissario Ma no, non la faccio, la donna non la faccio. Ma come, Dustin Hoffman ha fatto Tuzzi? Sì, ma io cosa faccio? Zuzzi? Scusa, non lo so lei io. faccia Zuzzi. Ma come si chiamava questo telefilm che doveva fare? Si chiama La casa vive con voi, è una storia di una vicenda familiare di... Una casalinga? Sì, che è un casino, è arrivata la primavera. Non lo so, è tutta una cosa... Allora, guardi, è la storia di una casalinga che è ossessionata dal fatto che la casa vive con lei e lei la cerca e non la trova. Facciamo una roba, guardi. Ma c'è solo nubile, guardi, adesso l'aiuto io, guardi, prendiamo un costume da casalinga. Ma no, non lo faccio! No, guardi, qui non lo faccio. Qui nel pubblico c'è una vestita da casalinga. Guardi, scusi, si come c'è una signore, vestita da casalinga? Scusi, non l'aspettino, Ecco, si fa per dire. Eccoci qua. Guardi, commissario, allora, adesso lei si mette il costume da casalinga, che è questo. Lei si mette il costume da casalinga. Il signore ride perché non ce l'ha in testa lui. Cos'è sta roba? Questo è il costume da casalinga. Oh, adesso sembra uno che abbia mal di denti e si è fatto la faccia qui. Commissario, questo è il costume da casalinga e facciamo un telefilm che narra Ma la non storia... lo voglio fare io il Ma sì che lo fa! Questa è la storia di Zuzzi Pomponazzi. Come Zuzzi Pomponazzi, scusa? Ancora Zuzzi, perché quello ha fatto Tuzzi, ma Pomponazzi non lo so. Pomponazzi. La casalinga Tuzzi... È proprio Pomponazzi mi devo chiamare. Ma vuole avere un cognome no? Vabbè, ma c'è chi si chiama Rossi. E chi Pomponazzi? Sai che culo che ho. Allora, lei è la casalinga Zuzzi Pomponazzi che adesso, siccome è primavera, si dà le pulizie di primavera. È chiaro? Allora, forza, faccia le pulizie. Tirate su le cengie. Tirate su le cengie. Commissario. Datemi un cane lupo. Commissario. Sì. Avanti. Cos'è questo qui? Cosa questo qui? Serve per seguire la direzione? Sinistra, destra, sì, questo fare... Sì. Faccia la casalinga. Cosa c'è? Niente. Commissario, lei deve fare la casalinga. Adesso lei deve... Dice, oh, che pavimento sporco che c'è. Ed è primavera. Puliamolo. Io Zuzzi lo pulirò. Io lo lascio sporco. No, lei deve pulirlo. Quindi prenda l'aspirapolvere. Ma con la casa... Vabbè, prendo l'aspirapolvere. E pulisca il pavimento. Con l'aspirapolvere? Con l'aspirapolvere. Imbracci l'aspirapolvere. Adesso lei mi deve spiegare come fanno loro a capire che uno va in giro così. E cosa pensano? Che, non so, do la caccia alle termiti col fucile? Secondo te? Lei deve far capire che c'è un aspirapolvere. Devo far capire che... Deve muoversi come se pulisse la sua moquette. Sì. Forza, pulisca la moquette. Questo è il chemo, Chi è? Chi È è? il rumore dell'aspirapolvere, pulisca per terra, che è tutto sporco di carnevale. Che fa? Faccio un casino? Lo appoggi per terra, lo appoggi. Lo appoggi per terra, lo appoggi. Non ci arrivo. Commissario, si sbrighi!
Succhia, 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 succhia. Cos'è, un aspirapolvere di Bologna? Commissario, questo qua è un aspirapolvere e sta pulendo per terra. Pulisca. Succa, 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 succa. Non pulisco per terra io se mi dicono succa, 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 succa. Scusa! Commissario, per terra è sporco, succa, succa, succa. Ma io non l'ho mai visto, ma qui mi sembra Tutti di gli essere santo. aspiratori fanno succa, succa, lo sappiamo benissimo. Tutti gli aspiratori Sì, fanno succa, e succa. aspiri subito il diavolo che si rotola in mezzo alle fessure. Pronto, centrale? Sì, sono qui in casa. No, sono la moglie di Ciucciura. Sì, giuro. C'è lo sporco succa, succa per... Sì, ce l'ho qua la brioche! Va bene! Salve! Pulisca per terra, pulisca. Pulisca, forza. Succa, 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 sì, Dio come succa, succa, succa. È un modello nuovo questo. Si chiama modello orgasmo. Succa, 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 succa. Basta, pulito, fine. È pulito? Pavimento è Bene. pulito. Allora pulisca la cucina. A me... Ma quelle lì Pulisca quando... il pianale, pulisca il pianale della Quando cucina. fanno le pulizie si mettono sta roba qui? Sempre. Commissario, pulisca per cortesia la cucina. Questo telefilm racconta le ansie della casalinga frustrata. Se la casalinga si togliesse questo non sarebbe più frustrata, secondo Pulisca la cucina, forza. Prenda un panno e pulisca. Sviscia, 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 squacerla, 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 squacerla. Squacerla, 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 squacerla. Questo è lo spolverino. Adesso il pianale, il pianale. Il pianale. me. Ah, il pianale. Non sento con... Pronto? Oh, porca miseria. Centrale! Sì, Ma centrale! cosa? D'accordo! Va bene, no, sto al pianale, no. Tieni giù le mani! Pronto? Sono qui, sto pulendo... T'ho detto di sì! Eccolo qui la brioche. Ciao, ciao! Come sporco sto pianale! Pulisca sto pianale, faccia la svelta, pulisca il pianale. Vettex, 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 Vettex. Vettex, Vettex, Vettex. Vettex, Vettex. No, vetril perché era un vetro! T'ho fregato! Pulisca il pianale della cucina, non lo vedi? Questo è Pianale il pianale. canguro questo qua. Non è un pianale canguro, parta da lì e pulisca. Forza. Che culo che Vettex, ho, Vettex, pulisco il Vettex, pianale e faccio la massaia. Ma cazzo, che pianale che so, va! Commissario, dove sta andando? E pulisco il pianale. Lo vedono tutti che il pianale finisce qui. Come se mi hai detto che... No, il pianale finisce qui. Lei vuole un pianale più lungo, basta dirlo. No! C'è una ribaltina e si allunga il pianale. Gaspare, Cosa c'è? toglila! Perché? No! Possiamo andare avanti? È strano che mi faccia male lì come signora Pomponazzi, ma... Chiudete la porta! Quando andate in bagno che sto pulendo la... Cosa sarebbe questa? È una zanzara. Sembrava più un tacchino che una zanzara questo qui. Pronto, centrale! Cito qui va bene, d'accordo, non ci penso, d'accordo. Salve, salve. Ah, ce l'ho qua la brioche! Salve! Poi sarà vecchia. Ma pensa a te. Allora. Ciao! 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 15 Ma pensa a te. È tornato il papà della zanzara. No, c'è della gente per la strada che cammina e fa rumore. In casa mia? Fuori dalla strada, sul marciapiede. Quindi lei si affaccia e gli parli. Salve! Senta, lei chi è? Mandrache? Perché? Passa attraverso i muri. I balconi c'hanno dei muri davanti, eh? Apra la finestra.
I balconi hanno dei muri, apre la finestra. No, questo qui non è che si apre la finestra e si sposta il muro, no. Sguiso! Sguincio! Sguincio. Quando apre sguiso, quando chiude sguincio. Guardo attraverso i vetri. No. Salve! Sto facendo la pulizia! Rotowash, 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 c'è la lavatrice! Rotowash, rotowash, la Un lavatrice! attimo, c'è la Rotowash, lavatrice che sta la qua, la Rotowash, brioche! rotowash, 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 Cosa rotowash. succede alla lavatrice? Rotowash. Ferma la lavatrice! Ding dong! Ferma! Ferma la La lavatrice! signora Zuzzi Pomponazzi non sa di aver messo nella sua lavatrice, insieme al detersivo, tutto il biglietto vincente e la lotteria di premiatissima che era nel Dixon. Adesso il biglietto da 500 milioni è dentro la lavatrice che sta andando come un pazzo. Cioè c'è un solo biglietto, io l'ho messo nella lavatrice? Sì. Che culo che ho! Rotowash, 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 la fermi, commissario! Guarda! Tutti i pezzettini del biglietto me li danno in contanti, guarda! Commissario, cerchi di fermare la lavatrice. Fermati! Sono un commissario, sono una signora come... Cerchi di aprirla. Cerco di aprirla! Piccio, paccio, piccio, paccio. È proprio vero, la casa vive con voi qua. Piccio, paccio. A chi? Ciao. Avanti, cos'è il piccio paccio? Come cos'è? Quando è bagnato per terra i passi fanno piccio, paccio, piccio, paccio, piccio, Quando è bagnato per terra fanno piccio paccio. Ma guarda te... C'è la pubblicità. Digli di aspettare, si è bagnato per terra. No, c'è la pubblicità, lei deve farla subito. Anche stasera. Sì, non posso, sono in disegno, mi ha trovato così in vestaglietta mentre pulivo, no? No, mi spiace, tocca a lei fare la pubblicità, commissario. Forza. Pubblicità. Come che pubblicità? Uzza. Anche. È dura la vita del veterinario. Lei fa il veterinario? Ah, faccio il veterinario? Sì. Come sono caduto in bacio? È dura la vita del veterinario, ma io l'ho scelta perché mi dà soddisfazione. Oh, grazie, dottor Mazzapep. Guardi, le spiego, io curo le bestie, non i semi, può andare via. No, lei che è stato così gentile da aver curato la mia porcellevra. Per fortuna. Che bestia è che ho curato? Che senso, sarà mica infettiva la porcellebra? La porcellebra è un misto fra un porcello e una zebra. La porcellebra è un misto fra un maiale e una zebra. Di qui nasce la porcellebra. E chi è che cura la porcellebra? Il commissario Zuzzurro. Che culo che hai? Oh, commissario Zuzzurro, Mazzapep, vete, per cortesia, beva qualcosa. No, sono mica sete. Ma questa è la pubblicità del Montenegro. Che mi frega me, non c'ho sete? Ma che la bere? La pubblicità deve essere pubblicitaria, non può non bere. Ah, curo la porcellebra e bevo anche. Oh, vete, beva qualcosa. Grazie. Cosa vuole? Bicchiere d'acqua. No! C'ho sete così, cosa vuoi che beva? Deve bere Non posso bere miseria. degli alcolici, devo operare la porcellebra. No, la porcellebra l'ha già operata. E adesso deve bere l'amaro Montenegro. Commissario, vuole bere qualcosa? Un amaro, mi dice. Va bene. Ah, per fortuna. Oh, vuole bere qualcosa? Facciamo un amaro. Che amaro vuole? Oh, guardi, per me uno o l'altro ho detto, non mi piacciono. Ma mi come piacciono- non le piacciono gli amari? Non le piace l'amaro Montenegro? Aveva ragione il mio papà, fai l'ingegnere che non sei costretto a bere. Commissario. Aveva ragione il mio papà. L'amaro Montenegro non le piace? Che buono. È buono o no? Allora non lo dica che è buono. Senta, Sì. le ho operato la sua porcellebra, c'ha Sì. qualcosa da bere? Sì, avrei un amaro. Ma che amaro è? Montenegro. Pussano, com'è buono il Montenegro! No, senta, Sì, mi dia un altro Montenegro. Ma gliel'ha dato la porcellebra il Montenegro? No, la porcellebra- E glielo deve dare, è l'unico che cura le porcellebre, glielo dia, glielo Commissario, dia. stia calmo, per cortesia, si calmi e ricominciamo il telefilm.
Scrosh. Ed ecco la signora Salve! Zuzzi Pomponazzi. Come va? Sta bene? Anch'io! Lo sente, sì, ho degli ospiti in casa. Sì, e non è colpa mia, salve! Ma con chi sta parlando? Ecco, nel water con l'idraulico liquido. Salve! Quando viene? D'accordo! D'accordo? Salve! Senta, già che c'è, venga un attimo anche a casa mia. Sei scemo? Perché? Con chi parli? Con l'idraulico lì. È andato nel bidet adesso. Pronto? Centrale? Sì, no, sono andato a curare la porcellebra. Sì, vabbè, d'accordo. Ok, ci vediamo. Dov'è la brioche? Dov'è la brioche? Un attimo, aspetta. Ma sei scemo? La brioche dov'è? Ce l'ho qui la brioche! Mi faccia Sì, vedere questo pronto. brioche. Va È bene. 3 mesi che voglio vedere questa Tieni brioche. giù le mani. Io voglio Adesso io vedere. ti faccio vedere la brioche. Io sono così. brioche dipendente. Sì, pronto? Voglio vedere la brioche. No, non posso. La vuol vedere? D'accordo, compli play brioche. Sì, c'è su. C'è tutto il cornetto nudo. Va bene. Salve, salve. Comunque, posto che lei non è capace neanche di fare questi telefilm e non è capace di fare così, almeno faccia la casalinga che dopo aver fatto tutti i lavori di casa porta il suo figliolino alla giostra perché è carnevale. Così si chiude il telefilm con una nota poetica. Ma se non sono neanche sposata. E il figliolino ce l'ha però. Ah, se lo... Sì. Ah, lo faccio... Madonna, che brutto. Potevo farne... Sei tu? Sono io il figliolino di Zuzzi Pomponazzi. Sei tu, Pampurio? Perché Pampurio? Come vuoi che si chiami il figlio di tutti i Pomponazzi? Paolo si può chiamare. Che Paolo? Pampurio. Andiamo alle giostre, Pampurio. Andiamo alle giostre. E cammina bene, Pampurio. Se no, io ti faccio Aia! di tutto, Pampurio. Cosa mi fa? Cammina Aia dritto, il naso! Pampurio. Aia il Andiamo. naso! No, stai fermo, guarda. Tu non lo sai, mettiti così. Cosa c'è? Si vede benissimo. Cosa? Il Vesuvio. Ma che Vesuvio? Sì, Dobbiamo fare il finale e farlo bene. sì, facciamo il finale, faccio bene. Alle giostre? Sì. Sì. Mamma, mi porti sulla giostra? Vacci da solo, ormai sei grande. No, ti deve portare lei! Ah, ti porto sulla giostra. Oh, questo che se non sono li che faccio più telefilm il è? telefilm da donna, non so che tu. Mamma, mi porti sulla giostra? Ti porto sulla giostra. Te, mettiti il cavallino. No, maestro, lei non faccia quella faccia, è un cavallino. Come mettiti il cavallino? Dobbiamo fare il finale del telefilm. Si Andiamo. mette no, lei va in giostra appeso al collo di un cavallo. Commissario, qui. Apra le gambe, commissario, apra le gambe. What you want? Commissario, dobbiamo finire questo telefilm, se no diventa un incubo, diventa. Possiamo andare? Mamma, mi porti sulla giostra così finiamo questo telefilm? Pronto? Oh, porca Sono miseria. sulla giostra. Ma cosa dici? È un cavallino, scemo, non è la brioche. Va bene, ce l'ho qua! Ciao, ci vediamo. D'accordo? Passi tu, ciao. Possiamo andare? Andiamo sulla giostra. Vai, 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 vai,